La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Sportivi siciliani, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, campionato di Serie D che volge al termine, ancora un paio di partite, un paio di giornate e poi finalmente conosceremo la squadra che la prossima stagione disputerà il campionato di Lega Pro, anche se però c'è qualche nube che si sta addensando in questo girone I, perché da un momento all'altro dovrebbero anche pure arrivare alcuni deferimenti, quindi non è escluso che la classifica possa subire un notevole cambiamento. Parleremo anche di eccellenza, anzi, dato che parliamo di eccellenza, vado subito a presentare il mio ospite di questa puntata, ovvero Lillo Bonfatto, allenatore del Licata, che ha vinto quest'anno il campionato di eccellenza Girone A. Complimenti, ti faccio un applauso. Grazie. Cos'è il terzo campionato che hai vinto? Terzo. E quindi insomma bella soddisfazione. Assolutamente, è una soddisfazione bellissima, poi farlo in una piazza così importante. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro Licata, che la scorsa stagione disputava il campionato di Serie D, si è ritrovato nell'ambaradan del girone A del campionato d'eccellenza, e non è mai facile vincere un campionato d'eccellenza, bisogna avere la mentalità, bisogna avere gli elementi giusti, l'allenatore di esperienza, ci sono tante cose che messe tutte insieme aiutano poi a portare a casa un risultato prestigioso, qual è stata appunto la vostra stagione. Ma assolutamente, l'anno scorso purtroppo una piazza come Licata è retrocessa, possono succedere queste annate un po' che partono male e finiscono peggio, però il presidente, la società è ripartita più forte di prima, cercando di riportare il calcio, tra virgolette, quello che merita questa piazza Licata, perché devo essere sincero, è una piazza storica, una piazza importante, e quindi abbiamo fatto un percorso straordinario, quindi voglio condividerlo, tra virgolette, con tutti, perché alla fine se tutte le componenti non vanno verso la stessa direzione poi si fa il risultato fatica. non arriva. Lillo. Okay. Tra l'altro stiamo guardando questa vittoria che avete fatto proprio domenica contro il Castellammare, campo ostico, un Castellammare sempre da prendere con le pinze, soprattutto quando gioca in casa, ma voi siete riusciti anche concentrandovi, perché sai, hai già vinto il campionato, andare a disputare nella parte finale queste partite che contano poco anche e soprattutto per la classifica non è mai facile. Venivamo dalla vittoria del campionato, da 2 settimane di stop, sì. Quindi preparare mentalmente questa partita non era facile, però poi quando hai questo gruppo che ha una certa mentalità, una mentalità vincente, ho cercato di dare spazio a chi ha giocato poco, a chi ha giocato meno, quindi questi potevano essere lo stimolo giusto per cercare di ottenere quello che abbiamo ottenuto. Ovviamente Castellammare, come sappiamo tutti, è un campo difficile, sì. È una squadra di categoria, una squadra che tanti anni gioca insieme, però i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione e non si sono disuniti, perché abbiamo preso gol all'ultimo secondo del primo tempo, è vero, il pareggio, e abbiamo continuato a giocare e poi abbiamo vinto. Tra l'altro proprio ieri è arrivata finalmente la sentenza della partita contro il Città di San Vitolo Capo, è stata riconosciuta la vostra vittoria sul campo, anche se è durato soltanto 45 minuti l'incontro, un punto di penalizzazione per il Città di San Vitolo Capo, avete allungato dunque in classifica che a questo punto gioca poco, e vi state un po' concentrando per questa Supercoppa tra un paio di settimane contro il Modica Calcio, che invece ha vinto il girone A e il girone B. Sì, è una competizione che quando ho vinto a Canicattì ancora non c'era, questa Supercoppa, quindi ovviamente è una partita importante, ci misuriamo con una squadra di un altro girone, una squadra forte, una squadra che ha fatto benissimo nel proprio girone, quindi sappiamo la forza anche mentale di Filippo Raciti. Assolutamente, no? Perché Filippo ha vinto tantissimi campionati, quindi significa che ha una certa mentalità, però noi ci vogliamo misurare contro di loro, vogliamo
portare e, se abbiamo la possibilità e la bravura, un altro titolo a Licata. Benissimo, allora possiamo rientrare in studio, ritorneremo dopo a parlare comunque di eccellenza, perché tra poco iniziamo a parlare di Serie D, una Serie D che sta vivendo notti un po' insonne, perché insomma dovrebbe arrivare da un momento all'altro la notifica di alcune partite truccate che potrebbero veramente rivoluzionare la classifica, e tutto questo un po' ci spiazza, perché parliamo di dilettanti, però è anche vero che ormai di dilettanti la Serie D ne ha ben poco. Assolutamente, ormai la Serie D è una C2. È una C2, quasi un campionato professionistico. Queste cose ovviamente dispiacciono, non sono belle da sentire. Io spero che non ci sia qualcosa di così grave, qualcosa di così particolare. È tutto sospeso in questo momento, veramente non abbiamo la minima idea di che cosa può succedere. Ma assolutamente, quindi a maggior ragione le squadre, diciamo che questo campionato di Serie D sono tutte un po' preoccupate. Certo, soprattutto quelle di testa. Assolutamente, perché giustamente si giocano un campionato, anche quelle che si devono salvare, perché poi alla fine ognuno con i propri obiettivi investe tanto, le società investono tanto, quindi speriamo, tra virgolette, che sia solo, non dico delle chiacchiere, un fuoco però di paglia. Perfetto. Benissimo. Possiamo a questo punto partire ufficialmente con il campionato nazionale dilettanti. Domenica si è giocata la 14ª giornata di ritorno, giornata intensissima, eccola qua la schermata dei risultati: vittoria fuori casa della Castrum Favara 3-0 contro l'Athletic Club Palermo, pareggio per il Città di Aciriale contro la Nis FC, così come la Regina che pareggia in casa del Gela, 1-0 del Messina contro il Ragusa Calcio, rinviata per Vento, Nuovi Gea Virtus e Vibonese Calcio, pareggio tra Paterno Calcio e Milazzo, vince invece fuori casa la Gelbison contro la San Cataldese, così come vince fuori casa il Savoia 2-1 contro la Vigor Lamezia, ed infine l'Enna Calcio che pareggia contro il Sambiase 1-1. Guardiamola questa classifica molto ingarbugliata, ancora veramente tutto aperto. Nis FC in prima posizione con il Savoia 1908 60 punti, con 54 punti Regina 1914 ed Athletic Club Palermo, 51 per la Gelbison, con 49 il Sambiase insieme alla Nuova Gea Virtus, 43 per il Milazzo, 42 Città di Gela, 36 Vigor Lamezia, 35 punti l'Enna Calcio, con 32 il Ragusa, con 31 invece il Città di Aciriale, Castrum Favara e Vibonese Calcio, 27 per il Messina insieme alla San Cataldese, ultima in classifica il Paterno Calcio con 19 punti. È anche vero che ci sono parecchie partite da recuperare. Guardiamolo a questo punto anche il tabellino delle partite invece che si giocheranno domenica prossima, quando si disputerà la 15ª giornata: Castrum Favara Città di Gela, Gelbison Città di Aciriale, Milazzo Sambiase, Nis FC Enna Calcio, Ragusa Calcio San Cataldese, Regina 1914 Paterno, Savoia 1908 Nuova Gea Virtus, Vibonese Calcio Athletic Club Palermo e Vigor Lamezia che giocherà in casa contro il Messina. Vi ricordo che le partite da recuperare sono Regina 1914 Enna Calcio, Milazzo Vigor Lamezia, Nuova Gea Virtus contro la Vibonese Calcio, appunto queste tre partite che potrebbero un po' minimamente cambiare un po' le sorti della zona di testa di questo girone I del campionato di Serie D. Una battuta e poi incominciamo a vedere le partite. Un girone che all'inizio non sembrava che proponesse tutte queste squadre in una volta, invece ci ha sorpreso in positivo. Assolutamente, perché è da tanti anni che non si verifichi una cosa del genere, tante squadre che possono lottare per il primo posto. È stato un campionato abbastanza difficile, avvincente, intenso, lungo. Diciamo che le squadre che sono lì, secondo me, ad oggi meritano questa posizione. Forse l'unica squadra che ha un po' deluso, sia all'inizio e un po' nelle partite chiavi, è stata un po' forse la Regina. Anche se però le ultime due partite vinte fuori casa, Nuova Gea Virtus ed Athletic Club Palermo hanno un po' rilanciato la squadra. Iniziamo a parlare delle partite che si sono disputate domenica. Un Athletic Club Palermo che sembrerebbe avere forse staccato un po' la spina? Lillo. Allora, ha fatto un campionato straordinario, una neopromossa, ha fatto un gran calcio, è stata sempre sopra, e addirittura è stata per una o due domeniche anche prima in classifica, se non vado errato.
Poi quando ha perso, tra virgolette, lo scontro diretto con la Nissa, lì ha avuto terza sconfitta di seguito, infatti. Poi lì ha avuto un calo, molto probabilmente anche mentale, non lo so, però è una squadra che tosta. Difficile, ma soprattutto c'è da fare i complimenti perché ha fatto un campionato straordinario. Da neopromossa è impensabile quello che hanno fatto, secondo me hanno già buttato le basi anche per la prossima stagione. Proprio perché hanno anche una società che sa lavorare, sa programmare, quindi poi alla fine questi sono i risultati. È vero, è vero. Guardiamoci anche gli highlights con le interviste post partita, vittoria della Castrum Favara di Pietro Infantino 3-0 proprio in casa dell'Athletic Club Palermo. Oggi avevamo la chance di riaprire il campionato, lo sapevamo, però non mi so spiegare questo atteggiamento sin dai primi minuti. Oggi il Favara ha meritato di vincere la partita e niente, oggi il problema siamo stati noi. Abbiamo un campionato da lavorare, abbiamo fatto un grandissimo percorso, però non possiamo rischiare di bruciare tutto quello di buono che abbiamo fatto. Il calcio ogni settimana ti dà una chance, quindi noi ci dobbiamo riunire di nuovo, dobbiamo spingere ogni allenamento, parlare meno e pedalare, perché a differenza di quello che abbiamo fatto finora è stata la fame e ultimamente nelle ultime partite abbiamo perso un po' quello. Poi devo essere sincero, noi il gruppo dall'inizio credevamo che avessimo una grande squadra e che potevamo ambire a grandi risultati. L'unica spiegazione che posso dare forse è che abbiamo sbagliato la partita con la Nissa e ci ha tolto le certezze che abbiamo avuto in tutto l'anno. L'unica spiegazione che mi do. Però è un peccato perché ci sta che sbagli una partita, però sia con la Regina sia con la Jefferson la squadra ha giocato. Oggi proprio abbiamo sbagliato tutto. Tutto quello che c'era da sbagliare, è stato troppo facile, concedevamo tanto all'avversario. Adesso mi sa che rimangono 3 partite, abbiamo 3 finali, non possiamo rovinare tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro obiettivo adesso è vincere da tutte e 3 e poi a fine anno vediamo dove arriveremo. Sapevamo che la squadra sta bene, l'ultimo periodo stiamo facendo delle grandissime prestazioni, sapevamo le difficoltà che c'erano. Però noi, come ho detto sempre, noi guardiamo in casa nostra e se questa squadra è concentrata ha tantissimi valori e l'abbiamo dimostrato oggi contro un avversario che è veramente la sorpresa del campionato. Basta guardare la classifica, si affrontano, stamattina abbiamo parlato e si affrontavano 2 squadre, che una che ha perso un obiettivo, l'altra che lo deve raggiungere. Questo può fare la differenza oggi, nel finale di campionato. E questo è stato, credo che loro hanno battagliato, però dall'altra parte hanno trovato una squadra che vuole questa salvezza, se lo merita, l'avevo detto già ieri mattina, se lo merita per i sacrifici che stanno facendo, per il gruppo che hanno, avete visto. E credo che lavorando in questo modo, credo che possiamo fare altri risultati che ci possono togliere da questa bassa classifica. Complimenti dunque alla Castrum Favara che sbanca Palermo, 3 punti fondamentali anche per il suo percorso di salvezza. Proseguiamo perché un altro scontro salvezza si è giocato domenica tra Messina e Ragusa Calcio. Ragusa che è stato nelle ultime settimane una squadra dura da battere, da giocarci, a dimostrazione che sta mettendo tutta la massima intensità per raggiungere questa salvezza. Il Messina era l'ultima spiaggia, se non avesse fatto punti con il Ragusa probabilmente il distacco dalla salvezza o quantomeno il distacco dalla zona play out sarebbe stato troppo lungo. Messina che potrebbe ancora farcela secondo te? Messina intanto ha avuto dei problemi, però per fortuna si è un po' ripresa per quanto riguarda questa partita, perché era secondo me una partita fondamentale. Fondamentale, certo. Ovviamente anche il Ragusa è una squadra che era partita malissimo e quindi era già tra virgolette quella candidata che doveva retrocedere. E invece pian pianino Bonafini ha fatto un bel lavoro. Assolutamente, quindi hanno fatto un bel lavoro, sono lì, ancora possono anche salvarsi direttamente. Sì. Credo che il Messina
possa fare solo i play-out, non penso che si possa non credo proprio, salvare direttamente, però ripeto è una piazza che merita queste categorie e anche più. Conosciamo tutti la storia del Messina. L'unica cosa che mi dispiace di questa classifica è che lì vedo tantissime siciliane. Purtroppo è un girone quasi prettamente siciliano, però, è normale che ci scappa però questa cosa. Vederne così tante lì fa male. Anche perché poi tutta questa gente ce la ritroviamo in eccellenza e devono fare anche una mentalità diversa rispetto a quella della Serie D. Non è mai facile scendere dalla Serie D e calarsi e cercare nei ritmi dell'eccellenza. Guardiamoci il servizio, la vittoria del Messina 1-0 contro il Ragusa Calcio. $3.000 spettatori al Franco Scoglio per il match da dentro fuori che attende il Messina in questo quartultimo turno della regular season. Sullo stretto sbarca il Ragusa di Lucenti che sopravanza i biancoscudati di 8 punti in graduatoria. Vincenzo Feola ripropone in porta l'Under Giardino, difesa a 4 con De Caro e Pedicone sulle due corsie, Trasciani e Bosia in mezzo, a fare da filtro a centrocampo Garufi e Matese, e poi 3 trequartisti, Oliviero, Zucco e Touré a supporto di Roseti. Primo spunto degno di nota all'8º, si muove bene a destra Oliviero che la mette dentro, Roseti a 2 passi dalla porta non riesce a calciare efficacemente, facile la parata di Esposito. 16ª ancora Messina in avanti, stavolta a sinistra, traversone di Pedicone, si coordina bene Oliviero che batte a rete, pallone che termina alto sulla traversa. Tutto qui un deludente primo tempo. Nessuna novità nel corso dell'intervallo, ripresa che si apre con il Ragusa più propositivo. 11º insistita azione del Messina a destra, cross in aria di De Caro per Roseti che però da buona posizione non riesce a trovare la porta. Ma si tratta di fattispecie estemporanea, padroni di casa privi di idee poco lucidi che però insistono e al 24esimo spaccano la partita. Touré recupera una palla vagante sulla tre quarti, si invola verso l'aria, scambia con Tedesco e di destro al volo batte Esposito. In visibilio il pubblico del Franco Scoglio. Ultimo quarto d'ora gestito in modo tutto sommato sereno dal Messina che non rischia granché tenendo lontano l'avversario dalla propria tre quarti. Solo al 5° minuto di recupero gli ospiti si fanno pericolosi con Callegari che sugli sviluppi di una punizione di Capone da 2 passi spedisce fuori. Finisce 1-0, vittoria fondamentale per i peloritani che agguantano al terzultimo posto la San Cataldese sconfitte in casa dalla Gelbison e guardano con maggiore fiducia al rovente finale di campionato. Parliamo proprio di San Cataldese e Gelbison, questa Gelbison che nelle ultime settimane insomma vince ovunque e sta alimentando la speranza di agganciare, anzi l'ha già fatto, tutto il pacchetto playoff che serviranno pochissimo, però probabilmente stimolano un po' tutto l'ambiente che tra l'altro qualche anno fa ha brindato il passaggio in Lega Pro. Poi sappiamo benissimo che non è facile mantenere una categoria da professionisti, sono ritornati, quest'anno hanno trovato gli elementi giusti per fare inizialmente un campionato stabile e adesso stanno un po' allungando, ahimè però battendo la San Cataldese che a questo punto potrebbe veramente pagare cara questa sconfitta. Ma Gelbison è una squadra di categoria, una squadra che sta facendo bene, ha guardato i playoff con tantissimi risultati, anche un'altra squadra che sta facendo bene, la Sambiese. Sì. Gioca pure un gran calcio, mi dispiace per la San Cataldese perché so quando, essendo siamo vicini siete di casa, vicinissimi, sì è vero. So quando la società tiene a questa squadra, so quello che fa, però purtroppo non sta facendo un ottimo campionato, anche se viene da una vittoria fuori casa, purtroppo in casa. È una società che deve sempre soffrire ogni anno. Deve soffrire e speriamo con tutto il cuore che riesca almeno a raggiungere i playout. Non è facile, anche se il mister Campanella è l'uomo adatto forse per cercare di trovare il meglio, alle parole giuste. Il meglio per quanto riguarda soffrire, cercare di uscire fuori. Conosciamo le caratteristiche di Giovanni Campanella. Gli auguro di raggiungere questa almeno i playout e poi giocarsele tutti. E beh, poi i play-out sono veramente un terno a lotta, a prescindere dalla posizione che tu ottieni nella griglia. Guardiamocelo il servizio, la vittoria della Gelbison 1-0 in casa della San Cataldese.
La Gelbison non si ferma e anche sul campo della San Cataldese ottiene il bottino pieno e resta in corsa per entrare nella griglia playoff. Dopo il successo in terra isolana, complice il riposo forzato della nuova Igea Virtus, che non ha giocato per il forte scirocco che spirava sul campo di Barcellona Pozzo di Gotto, per il momento il team vallese si insedia alla quinta piazza in attesa del recupero dell'Igea Virtus. La gara ha visto i padroni di casa provare a superare l'attenta retroguardia rossoblù che ha retto bene, ma la prima frazione si è chiusa senza grandi sussulti. Nella ripresa i due tecnici provano a far ricorso alle forze più fresche della panchina, ma il match rimane sempre sul filo dell'equilibrio fino al minuto 39, quando Cascio trova il guizzo vincente e batte l'estremo Maravigna. Una rete che al triplice fischio risulta decisiva per garantire al team cilentano 3 punti pesanti che la tengono in corsa per entrare tra le migliori 5 della graduatoria finale. Nella prossima giornata la Gelbison sul terreno amico del Giordano ospiterà la Cireale che lotta per evitare i play-out, ma in casa rossoblù non ci si vuole più fermare, nel mirino centrare l'obiettivo play-off ed essere protagonisti anche nella fase post-season. Che partita la prossima? Città di Aciriale che giocherà in casa della Gelbison, ha un bivio soprattutto il Città di Aciriale, ma la Gelbison deve continuare questa scia positiva, vedremo come andrà a finire. Voglio parlare invece del Milazzo che pareggia 0-0 in casa del Paternò che a questo punto ha già quasi abbandonato la categoria e ci dispiace perché una realtà come Paternò, che negli anni ha saputo sempre costruire squadre importanti, non è riuscita quest'anno a trovare con l'ingresso di nuovi soci un progetto di continuità e di stabilizzazione in questa categoria. Peccato, no? Sì, perché anche Paternò è una piazza storica, una piazza importante che negli anni ha sempre fatto campionati importanti. Quest'anno purtroppo, ripeto, quando una stagione nasce male... Beh, è partita male, perché effettivamente sì, il passaggio da Mazzamuto a questa cordata straniera è stata... Quando nasce male poi è difficile che riesci a riprenderti. E quindi spero che una piazza del genere l'anno prossimo in eccellenza prepari qualcosa di importante per ritornare nel calcio. Programmazione, perché se c'è programmazione c'è tutto. Quello è fondamentale. È vero, è vero. Milazzo invece che pareggia 0-0, sentiamo anche le parole dell'allenatore proprio del Milazzo. Ma devo dire che secondo me il pareggio è anche giusto, la partita è stata condizionata molto secondo me anche dal tempo, dal forte vento, però devo dire che nell'arco della partita abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ci abbiamo provato a vincere la partita, non ci siamo riusciti, però era importante ripartire dopo la sconfitta di Enna e credo che l'abbiamo fatto anche abbastanza bene. Adesso ne abbiamo 3 in casa di fila, quindi bisogna farle tutte e 3 bene, cominciando da mercoledì, cerchiamo di ricaricare un po' le pile, perché giocando ogni 3 giorni non è facile, anche se ho una rosa abbastanza ampia, devo dire che i ragazzi si sono messi tutti a disposizione, lo stanno facendo anche abbastanza bene e adesso da domani prepareremo la partita con la Venezia. Non ho visto dirigenti, persone che tranne Domenico che conosco da una vita, però tornare a Paternò è sempre un piacere anche perché in passato abbiamo vinto anche un campionato, abbiamo fatto 2 salvezze in Serie D, quindi sono bei ricordi. I bei ricordi del mister del Milazzo, che è stata una persona importantissima per il percorso calcistico del Paternò negli ultimi anni. Adesso allena questo Milazzo che è stato sorprendente nella prima fase, come abbiamo detto poc'anzi, fuori onda, e poi dopo un po' si è stabilizzato. Io credo che poi un po' si rivedono i piani, no? Si sa benissimo che se uno deve fare un cambio di marcia vuol dire ulteriori investimenti che forse in questo momento la piazza di Milazzo non è pronta ad avere. Però dico, ha fatto un giro d'andata fatto bene. Fatto bene. Diciamo tra virgolette si è fatto i punti proprio per ottenere il programma che si erano prefissati, la salvezza. E quindi adesso forse sta facendo anche un po' delle rotazioni, ho visto, sì. E quindi anche Milazzo sì, è giusto così. È giusto così. Senti, vogliamo parlare di questa Nissa? Perché ormai questa Nissa da più parti si dice che sia la squadra che vincerà questo girone I, c'è anche un po' di polemica tra il presidente della Nissa ed il presidente del Savoia che non se le sono mandate a dire in maniera molto tranquilla.
vogliono forse animare ancora già da adesso un possibile spareggio, anche se bisogna sempre attendere il responso dei probabili deferimenti che potrebbero arrivare e quindi potrebbero cambiare la classifica. Con questo non sto dicendo che la Nissa o appunto il Savoia sono interessati, però potrebbero effettivamente cambiare un po' il percorso della stagione in questo girone. Nissa che dall'arrivo di Gaetano ha cambiato marcia. Ma i numeri, le statistiche, i numeri sono quelli che parlano. Quando è arrivato Ciccio ha fatto un grandissimo lavoro, la squadra ha iniziato a vincere perché se non sbaglio erano quinti, quarti. Sì, erano quinti. Ora si stanno giocando il primo posto, mancano 3 giornate e devo fare complimenti sia a Ciccio, alla squadra, ma anche alla società, perché è un'altra società presente, una società che... Diciamo che questo presidente, quello che ha promesso sta facendo, poi può vincere, non può vincere, quello fa parte del gioco, però è sempre lì a lottare. Ovviamente questo pareggio di domenica, tra virgolette, ha riaperto ancora questo campionato. È un bel duello tra Savoia e Nissa, perché credo che le altre non credo che... credo anch'io, sarà un po' difficile. Ci vorrebbero troppi risultati esterni al percorso degli altri. Il calcio lo sappiamo è imprevedibile. Ah, beh, chiaro, bello per questo. Assolutamente. Guardiamoci gli highlights, il pareggio tra Città di Aciriale e Nissa, 0-0 il risultato finale. Tutti gli occhi del girone I di Serie D puntati sullo stadio Ace Galatea, dove la capolista Nissa fa visita alla Cireale in una sfida dal peso specifico elevatissimo su entrambi i fronti. I biancoscudati arrivano all'appuntamento forti della vittoria di misura nel turno pre-pasquale contro il Gela, un successo che ha consolidato il primato ma che non consente alcun margine di gestione. Il vantaggio sul Savoia, distante appena 2 lunghezze, impone continuità e lucidità nelle ultime decisive uscite. La squadra di mister Di Gaetano è chiamata a confermare maturità e tenuta mentale in un contesto tutt'altro che semplice. Di fronte a una Cireale che ha raccolto un punto sul campo del Favara e che resta pienamente coinvolto nella zona play-out, gli acesi hanno necessità di muovere la classifica e venderanno cara la pelle, trasformando la gara in un confronto ad alta intensità agonistica. Pronti e via della Nissa a farsi pericolosa al settimo con il cross dalla destra di Rapisarda per Alagna, che di testa manda sul fondo. Al 13esimo nuova occasione nissena, Tamaio in profondità per Rotolo che mette a rimorchio da Palermo, che calcia mandando però alto. Al 20esimo battono un colpo i Granata con Gagliardi per Cozza, che anch'esso non inquadra il bersaglio grosso. Minuto 25, gran punizione dalla distanza di Terranova, un bolide mandato in corner da Negri. Minuto 39, Gagliardi apre a sinistra per Semenzin, ex di Giornata, che rimette dentro la sfera per il numero 7 che si perde sul più bello ciccando la sfera. Minuto 42, recupero palla di Nardò che va alla conclusione, questa l'ultima emozione della prima frazione di gioco, con un destro che termina alle stelle. 3 minuti al rientro in campo delle due formazioni, Tamaio per Rapisarda che mette dentro un cioccolatino per Rotulo che spara alto con il destro da pochi passi. Al 54esimo Bruno per Terranova che ci prova con questa torsione aerea di poco larga. Al 67esimo Bruno per Lanza mette dentro un cross che arriva a De Felice, non riesce ad impattare bene la sfera, favorendo la parata di Negri. Al 77esimo Dagonet, già ammonito, colpisce in un contrasto Kragol alla testa, procurandosi il secondo giallo e la conseguente espulsione. Terzo di recupero, rimessa laterale lunga di Lanza, messo dentro, allontanato dalla difesa sui piedi di Kragol. Va al volo trovando la bella risposta di Negri. Termina così la sfida dello stadio Ace Galatea, 0-0 tra Cireale e Nissa. Savoia che agguanta i nisseni a quota 60 in classifica. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Nissa dunque che pareggia 0-0 in casa della Ciriale e la Regina non ne approfitta perché pareggia in casa del Città di Gela. Ci guardiamo gli highlights e poi ne parliamo anche con il nostro ospite di questa settimana. La Regina rallenta la sua rincorsa verso Nissa e Savoia. Il Gela compie una autentica impresa fermando gli Amaranto sullo 0-0.
Gara a senso unico con la squadra ospite che ha pressato in lungo ed in largo, un Gela che si è presentato a questo appuntamento con assenze pesanti. Inizia bene la formazione ospite al terzo minuto di Grazia, sulla sinistra trova un varco ma il suo sinistro finisce alla destra del portiere Colace. La Regina attacca, ma per vedere un'azione importante ospite bisogna attendere il 36esimo. Sull'angolo di Di Grazia spizza di testa Rosario Girasole, la palla finisce di poco a lato. Al 38esimo errore in difesa del Gela e Rosario Girasole ci prova con un diagonale che finisce a fil di palo. Si erge al protagonista invece Edera, prima al 41esimo il suo tiro cross viene deviato in angolo da Giuliano, immensa la sua partita. Nel secondo tempo il tecnico Misiti cambia schieramento, dentro Petta, fuori Sino, si passa la difesa a 3, Tuccio si affianca ad Flores Atele piuttosto isolato, ma è la Regina che attacca a tutto spiano. Il tecnico Torrisi fa entrare Sartore e Palumbo, fuori Di Grazia e Mungo. Al 21esimo l'unica vera importantissima palla gol ospite. Sartore dalla destra trova un cross facile, l'opportunità per Luca Ferraro che riesce a spedire in curva Boscaglia. Al 23esimo ci prova Fofanà, il tiro viene però deviato da Colace, parata forse più per i fotografi. Al 26esimo break del Gela, Flores riesce a innescare Berto che si insinua in area di rigore, Tuccio non ci arriva per un soffio. Al 31esimo ci prova l'ex Sartore, Petta si immola di testa, palla in calcio d'angolo. Dopo un minuto ci prova anche la Ribbi da fuori area. Al 42esimo proteste del Gela con Flores che riesce a strappare un pallone ad un difensore avversario. Secondo lo stesso attaccante e il pubblico c'è un fallo da parte dell'Algonigro che il direttore di gara non rileva. E dopo quasi 8 minuti di recupero finisce 0-0, 21 i calci d'angolo battuti dalla Regina, ma il risultato dice soltanto 0-0. Allora, adesso parliamo invece della nuova Igea Virtus che, vabbè, non ha giocato questa domenica, però mi devi dare 30 secondi perché voglio sentire il tuo parere su questo fatto che questa povera squadra messinese si è ritrovata con 5 punti di penalizzazione, credo giustissime perché c'è stato un errore imperdonabile, che pagheranno a caro prezzo perché in quel momento, sino a quel momento, prima che arrivasse appunto questa penalizzazione, questa nuova Igea Virtus era veramente uno squadrone per questo girone I. Ma stavano facendo non bene, benissimo, squadra di categoria, tutta gente buona per la Serie D, avevano tantissimo entusiasmo. Però poi hanno fatto questa classifica importante, se la sono creata, però poi questi punti che gli hanno tolto, ora non so se sono giusti, se sono sbagliati, quello sta alle scelte dei verdetti, però da lì hanno avuto, tra virgolette, un calo. Hanno un po' mollato, diciamo. Perché poi è tutta una questione mentale, quindi chiaro. Se la testa non va verso la stessa direzione si fanno questi intoppi. Mi dispiace perché secondo me era una squadra che fino alla fine poteva lottare per il primo posto. E sarebbe stato ancora più intenso questo girone I per il verdetto finale. Sentiamo il servizio di Paolo Munafò proprio su questa partita non giocata. La nuova Igea Virtus doveva affrontare la Vibonese Calcio. Vento forte, partita che non si gioca. Dal Contres Barone di Barcellona salta la sfida tra Nuova Igea Virtus e Vibonese, valida per la 31esima giornata del girone I di Serie D. Le raffiche hanno reso impraticabile lo svolgimento del match. Il direttore di gara prova fino all'ultimo 2 sopralluoghi a distanza di 45 minuti con i rispettivi capitani, poi lo stop definitivo, squadre negli spogliatoi e rinvio a data da destinarsi. Intanto cambia la classifica, i giallorossi scivolano fuori dalla zona playoff, superati dalla Gelbison e ora sesti. La Vibonese invece resta in piena zona play-out a quota 31 punti, a una sola lunghezza dalla salvezza diretta. Adesso si attende la data del recupero, una partita che può pesare non poco sugli equilibri finali del campionato.
E parliamo adesso del Savoia 1908. Abbiamo detto già delle prime schermaglie con la Nissa, tutto chiaramente in maniera tranquilla, anche un po' ci si scherza, però è anche vero che si stanno preparando entrambe le due squadre, chissà, a disputare un probabile spareggio. Per intanto questa squadra campana vince in casa della Vigor Lamezia, tra l'altro 2-1, pesantissimo, perché la Vigor Lamezia insomma veniva da una serie positiva, loro non potevano perdere punti perché sapevano che era una buona occasione per agguantare eventualmente la squadra nissena. Come andrà a finire questa storia? Ma anche loro hanno fatto un campionato buono, importante. Se si trovano lì significa che la società ha investito bene. Allora io credo che alla fine sarebbe più bello, allora da siciliano spero che vinca la Nissa, è normale, logico. però sarebbe più bello che queste due squadre arrivassero a pari punti. E quindi si giocano tutto nello spareggio, eventualmente. Per lo sport è una cosa bella. Beh, questo è vero. Io ovviamente faccio il tifo, come ho detto, per il mio amico Di Gaetano. Ma questo lo facciamo tutti, perché intanto soprattutto è una squadra siciliana, eccetera, eccetera. Siciliana, chiaro, è logico. Guardiamoci il servizio, vittoria del Savoia 2-1 contro la Vigor Lamezia. Sinceramente perdere così fa male, anche perché credo che oggi questi ragazzi abbiano buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno dimostrato di essere uomini veri e pertanto invito la società ad essere più presente. Non siamo salvi, credo che ci manchi solo la matematica, però in questo momento bisogna dare tranquillità ai ragazzi, perché sono loro che stanno trascinando noi, tra virgolette, e ora mi sa che è giunto il momento di fare il contrario. Dobbiamo dare tranquillità a loro, ci mancano questi 3 punti per la matematica della salvezza, abbiamo una partita in più rispetto alle altre, quindi credo che ancora non sia cosa fatta, ma mi auguro non ci siano problemi. Però ripeto, oggi perdere così fa troppo male. Questa squadra l'ha dimostrato, non ha regalato niente a nessuno, non ha regalato niente alla Regina, non ha regalato niente all'Igea sul proprio campo, pur con una sconfitta immeritata, un pareggio, non ricordo, io non c'ero. E anche oggi credo che questa squadra tutto meritava tranne che la sconfitta. Credo che con la serenità della salvezza raggiunta ci si possa sedere a bocce ferme e ragionare su quello che sarà e deve essere il futuro della Vigor Lamezia. Sì, indubbiamente avevamo il pallino del gioco in mano il primo tempo, abbiamo fatto qualche conclusione, poi uno svarione difensivo ci ha fatto prendere gol, ma la caratteristica principale di questa squadra è di non arrendersi mai. La nostra storia racconta questo quest'anno, con tanta umiltà. I ragazzi non si abbattono mai, hanno tanto carattere e corrono fino al 100°, se no queste partite non riesce a ribaltarle. E niente, io faccio anche complimenti alla Vigor che è una squadra viva, una squadra con dei giocatori importanti e gli auguro una salvezza tranquilla. I ragazzi hanno dimostrato veramente di essere attaccati alla società, a tutto lo staff tecnico e corrono fino al 100°, quindi vittoria super importante. Senza distrazioni, senza pensare ad altro, abbiamo un'altra partita fondamentale domenica, una squadra importante, quindi andiamo avanti con questa concentrazione e con questa dedizione e col percorso di crescita che ancora deve finire. Chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D presentando Enna Sambiase, 1-1 il risultato finale. Enna che praticamente aveva già la vittoria in tasca all'ultimo istante, dopo addirittura aver sbagliato un calcio di rigore. Il Sambiase, a dimostrazione che c'ha veramente 1000 vite, è riuscito a pareggiare. Enna che deve ancora un po' soffrire per cercare di trovare comunque questa salvezza che credo sia meritata. No, per quello che hanno fatto vedere l'Enna sia una salvezza meritata. Ha una squadra giovane, però giovani veramente interessanti, li ho visti 2 volte, ha dei giovani veramente interessanti, ha qualche partita da recuperare, oggi sta recuperando oggi gioca forse contro con la Regina, quindi credo che alla fine l'Enna riesca a salvarsi.
Per quanto riguarda invece, come dicevamo a microfoni spenti, per quanto riguarda la Sambiese, una squadra che dà filo da torcere a tutti, non molla mai. Potrebbe essere l'ultimo scoglio per la Nissa, sì, è una squadra forte, una squadra di categoria, una squadra molto fisica, una squadra che è difficile da affrontare. È vero, vedremo quello che succederà prossimamente. Per intanto ci guardiamo gli highlights, pareggio tra Enna e Sambiase. La vittoria contro il Milazzo di pochi giorni fa ha dato tanto morale all'Enna, soprattutto 3 punti importanti che la avvicinano al traguardo finale. Oggi allo Stadio Gaeta arriva un avversario ostico come il Sambiase, sesto in classifica con 48 punti guadagnati. Fischio d'inizio da parte del direttore di gara, subito un problema fisico per quanto riguarda l'Enna, dunque sostituzione forzata, prima occasione proprio per l'Enna con questo destro che finisce alto sopra la traversa, vedete anche la reazione di Ciauna. Sambiase trova il gol poi dell'1-0 annullato per posizione di fuorigioco da parte dell'assistente, allora ancora l'Enna ad attaccare, bravissimo Bamba a lavorare questo pallone, palla dentro l'area di rigore, Frasson anticipa distratto che era tutto solo sulla linea di porta, grande intervento da parte del difensore del Sambiase. Si comincia con il secondo tempo, la palla la gioca il Sambiase, la prima occasione proprio per la formazione ospite con questo destro, non crea problemi a Mangano. Poi Ciauna lavora questo pallone per suo fratello, trova distratto dentro l'area di rigore, distratto! Nono gol in campionato, ancora Donato, distratto il numero 7. Poi calcio di punizione, serve un ottimo intervento di Mangano che evita il gol dell'1-1. Poi l'Enna, qui c'è una lavora questo pallone che finisce alto, ancora un grande intervento di Mangano che evita ancora una volta il gol dell'1-1, poi serve un miracolo di Mangano sul successivo contatto. Il direttore di gara vede il calcio di rigore per il Sambiase al minuto numero 92. Si arrabbia tantissimo Capitan Dadic, si presenta Ortolini al 92esimo, Mangano si allunga ed evita il gol del pareggio, sembra fatta per l'Enna dopo l'ennesimo intervento di Mangano. Al 94esimo però Palermo pesca il jolly dalla distanza, batte Mangano 1-1, pareggia dunque il Sambiase. Veramente incredibile quello che è successo al Gaeta 2 minuti prima. Mangano aveva neutralizzato Ortolini dal dischetto, finisce dunque così 1-1 tra Enna e Sambiase, un punto a testa. L'Enna adesso deve concentrarsi perché mercoledì ci sarà la sfida contro la Regina e successivamente saranno importanti anche i prossimi impegni per ottenere l'obiettivo salvezza. Il calcio è bello anche per questo, no? Perché nessuno può mai immaginare di avere una chance sul calcio di rigore per pareggiare, lo sbagli, anzi lo para il portiere, però guarda caso poi arriva subito anche il gol del pareggio. La bellezza del calcio è anche questa, anche e soprattutto nel calcio dilettantistico. Assolutamente, bella perché le squadre è giusto che ci devono credere fino all'ultimo secondo, fino a quando l'arbitro non fischia. Bravo. È stato così per la squadra calabrese, ha fatto gol, mi dispiace per l'Enna però. Pazienza. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo chiaramente dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Rimanete con noi. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antonio. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Di nuovo insieme, siete con Penalty, mettiamo da parte ormai il campionato di Serie D e partiamo con i 2 gironi del campionato di eccellenza, partiamo con il girone A. Abbiamo già detto di questo Licata che riesce certamente con questa ennesima vittoria a confermare la bontà di una stagione vincente. Eccola qua la schermata dei risultati, Licata che vince 3-1 in casa del Castellammare, pareggio del CUS Palermo con il Marsala 1912, vince il Bagheria Calcio contro la Don Carlo Misilmeri, così come la Parmonval contro la Folgore Castelvetrano, pareggio tra Camarat e Partini Caudace, Montelepre che batte il Città di San Vito Lo Capo 3-1, vince anche il San Giorgio Piana 1-0 contro il 90-011 Bagheria ed infine Corsara, vittoria dell'Accademia Trapani che vince 1-0 contro l'Unitas Sciacca. Eccola qua la classifica, Licata Calcio con 68 punti, una classifica aggiornata dopo aver avuto anche i 3 punti da parte della commissione riguardante il reclamo contro il Città di San Vito Lo Capo, 53 per il Camarat, 52 per il Marsala, 49 Unitas Sciacca, 47 Città di San Vito Lo Capo con Partini Caudace e San Giorgio Piana, 41 Don Carlo Misilmeri, 39 il Castellammare con il Bagheria Calcio, 35 punti per il Montelepre con 31 90-011 Bagheria, a seguire 30 punti per l'Accademia Trapani, 28 per la Parmonval ed infine 9 punti per CUS Palermo e Folgore Castelvetrano. Prima di parlare ancora di questo girone A del campionato di eccellenza voglio farvi vedere gli highlights con le interviste post partita riguardante lo scontro forse più importante della domenica calcistica di questo girone A del campionato di eccellenza, il pareggio del Camarat contro il Partini Caudace. Sì, no, guarda, a me del risultato mi interessa fino a un certo punto. Io ho visto i ragazzi oggi che per 95 minuti hanno lottato, hanno giocato a calcio, hanno avuto le loro occasioni. Sono veramente orgoglioso di questi ragazzi perché penso che oggi chi ha visto la partita può dire che c'era una squadra che voleva vincere a tutti i costi e una squadra che era venuta qua per il pareggio, che è giusto così, però penso che meritavamo sicuramente qualcosa di più, la vittoria non è arrivata ma non fa niente, noi da martedì ricominciamo e saremo pronti per la prossima. Se giochiamo così, io parlo sempre di prestazione, quando c'è la prestazione il risultato arriva sempre. Ti ho detto, da quando sono arrivati gli ho voluto dare quella mentalità che si può vincere, si può perdere, si può pareggiare, ma tu in campo devi provare sempre a vincere. Poi alcune volte ci si riesce, alcune volte no. E quindi gli ho fatto solo i complimenti, perché contro una buona squadra come Partini Caudace, che all'inizio dell'anno sicuramente aveva pronostici più alti dei nostri, abbiamo fatto una grande partita. Credo che questa squadra abbia dimostrato dei valori importanti, soprattutto morali, perché comunque recuperare una partita che si era messa in salita in un campo così difficile non era semplice. E in un momento del genere, probabilmente in questa anche soprattutto la fase del campionato, una fase del campionato molto delicata, dove magari un risultato può compromettere un'intera stagione, la squadra ha dimostrato di rimanere lì, ci siamo sbilanciati un pochettino, abbiamo messo tanti attaccanti dentro il campo per cercare di recuperare la partita e fortunatamente ci siamo riusciti. Sì, abbiamo dovuto cambiare anche l'assetto tattico, perché poi prendendo questo gol che è arrivato in un momento che non ci stavamo aspettando, anche se loro comunque sono una buona squadra e in alcuni momenti ci hanno messo in difficoltà, però anche noi paradossalmente avevamo avuto un'occasione con Caronia qualche minuto prima dove potevamo fare gol e non riusciti a calciare bene. Poi abbiamo preso questo gol, allora a quel punto il pareggio e la sconfitta a quel punto poteva compromettere un po', ripeto, il percorso nostro. Ed è arrivato un gol, soprattutto a un ragazzo che in questo periodo stava soffrendo perché non riusciva a trovare la via del gol, quindi sono molto contento per lui, per la squadra, insomma per tutti, perché comunque dà fiducia, un risultato molto importante anche alla luce, non so, dai risultati che mi dicono, dà ancora più valore. Guarda, un calendario favorevole, alla luce dei risultati anche di oggi tutti faticano, noi probabilmente a volte siamo molto autocritici su di noi, quando magari
stentiamo a sbloccare le partite con squadre di bassa classifica, però vediamo che poi tutte le squadre faticano, tutte le squadre, i punti oggi sono molto pesanti e molte squadre faticano, quindi noi dobbiamo guardare a noi stessi, pensare al nostro percorso, abbiamo sì 2 partite che pensiamo intanto alla Folgore e poi si penserà a quell'altro. Tutte le squadre faticano, molte squadre giustamente sono un pochettino col fiato corto perché siamo arrivati dopo una lunga stagione alla parte conclusiva, però è anche vero che soprattutto quelle che vanno a fare i playoff devono essere in palla perché poi ci sono i playoff nazionali. Allora, sono partite, soprattutto le ultime, che ogni squadra deve raggiungere i propri obiettivi e quindi deve spingere. Devi spingere, si fa fatica anche a affrontarli. Queste squadre, tra virgolette, che sulla carta sono più forti, si deve cercare di sbloccare la partita, a volte non è facile, quindi poi i punti quando diventano pesanti è un problema per tutti. Senti, tu hai giocato in questo girone vincendolo, quindi conosci bene queste altre squadre che sono a questo punto orientativamente nella griglia dei playoff. Chi tra queste pensi che possa effettivamente sperare di andare a fare i playoff nazionali? Ma io sinceramente la squadra che ad oggi mi sta sorprendendo, a me, anche perché l'ho vista anche domenica in diretta, è il Camara. È una squadra giovane, sì, una squadra però che ha qualità, una squadra che secondo me il campo li penalizza un po', però una squadra che allenatore tra l'altro che si è calato in questa mentalità dilettantistica siciliana. Una squadra che c'è entusiasmo, ho visto, ho notato, una squadra che veramente gioca un buon calcio, quindi per la classifica, per quello che ho visto, anche perché le altre squadre sinceramente ad oggi un po' stanno faticando, e anche sta venendo fuori una squadra che soprattutto in casa fa il suo bottino, è il San Giorgio Piana. È una squadra che ha battuto le grandi, ha battuto anche noi, battuto anche voi. Quindi è una squadra da tenere occhio. Insomma, potrebbe diventare veramente la mina vagante di questi playoff, questo San Giorgio Piana. Bene, a questo punto voltiamo pagina perché dobbiamo parlare anche del girone B del campionato di eccellenza. Guardiamo subito i risultati di questa domenica calcistica, la 13ª giornata, il Gioiosa che perde in casa 4-1 contro il Modica Calcio, vittoria dell'Atletico Catania 94 Via Grande contro il Vittoria 4-3, 2-1 del Giarre contro il Niscemi, vittoria della Leonzio 1-0 contro il San Fratello Acquedolcese, nel big match Mazzarone Calcio che vince contro la Messana 3-2, vince fuori casa il Melilli 5-0 contro il Rosmarino, vince anche il Palazzolo 2-0 contro la Retrocessa Leonfortese ed infine pareggio tra Calcio Avola 1949 e Nebros. Guardiamo anche la classifica dove ormai sappiamo benissimo questo Modica continua a fare punti su punti, 70 quelli raggiunti adesso quando mancano praticamente 2 giornate al termine, il Vittoria con 57, 49 Calcio Avola 49, con 48 Atletico Catania 94 Via Grande, 46 punti per Mazzarone Calcio e il Messana, con 45 la Leonzio, 39 per il Melilli, 38 per il Niscemi, 36 punti Nebros e Gioiosa, 27 punti per il San Fratello Acquedolcese, 25 punti per il Giarre, 23 per il Palazzolo, 20 punti per il Rosmarino, ultima in classifica, già retrocessa, la Leonfortese con 11 punti. Siamo quasi in chiusura, però ho il tempo giusto anche per farvi vedere gli highlights di questa vittoria fondamentale del Mazzarone contro il Messana che da un paio di settimane a questa parte insomma perde punti importanti per una classifica che sino a qualche mese fa era certamente molto interessante. Guardiamoci gli highlights. Dopo la pausa pasquale al Pietro Anastasi di Mazzarone si incrociano obiettivi e ambizioni playoff per Mazzarone e Messana. I giallorossi di mister Cosimini arrivano all'appuntamento dopo aver ritrovato entusiasmo dopo il netto 6-0 ritirato al Palazzolo, un segnale forte ma che non basta, serve dare adesso continuità. Dall'altra parte un Mazzarone determinato a restare agganciato al treno playoff nonostante la sconfitta del 22 marzo. Sul campo del Vittoria, padroni di casa così dal primo minuto, Torrisi, Jugulano, Carvaglio, Vianna, Visintin, Trovato, Puglisi, Bamba, Papa Serio,
Torres, Passegue e Modica rispondono. Gli ospiti con Ferrara, Golli, Fragapane, Della Guardia, Mazzola, Rizzo, Biondo, Pannitteri, Cannavò, Genovese e Gazzè. Tutto pronto con le immagini a cura di Altri Di Stefano per il film del primo tempo. 2 minuti, il calcio d'angolo di Puglisi finisce fuori area, prova Papaserio, il pallone in diagonale viene deviato in calcio d'angolo da Ferrara. Al 18° pallone illuminante a servire sul centro-sinistra Passegue, primo affondo da parte di Morris Passegue, sarà una spina nel fianco per la difesa veloritana. Il suo tentativo però si spegne sul fondo in questa chance. Bisogna attendere ben 34 minuti per la Messana per il primo affondo con Fragapane che cerca il cross, il pallone viene deviato e termina tra i piedi di Agolli che può rimettere all'indietro. Biondo di prima intenzione non trova però lo specchio della porta. Arriviamo al 35°, buon lavoro in area di rigore di Passegue che gode di un po' troppa libertà. Qui infatti riconquista il possesso, la difende, spara alla porta, cade e si rialza ancora. Passegue scatenato mette all'indietro, alla fine Modica che prova la conclusione, il suo mancino però viene masticato sul fondo, sembrava sulla traiettoria Ferrara. Minuto 36, sfonda il Mazzarrone con Passegue che punta l'area di rigore, se la porta sul destro, mira il primo palo e trova il gol nonostante la deviazione del portiere della Messana. 1-0 Mazzarrone dopo un paio di tentativi. Alla fine Morris Passegue ha trovato il vantaggio. Minuto 44, ancora Passegue per Torres in posizione dubbia, Ferrara in uscita a valanga, riesce a dire no al possibile raddoppio ma si fa male in questa occasione e servirà in cambio all'intervallo. Saranno ben 3 le sostituzioni effettuate da mister Cosimini. Buonasera Gueye sul terreno di gioco insieme a Lussetti. Partiamo allora con il film della ripresa. Messana cambiata ma al 51° colpisce ancora il Mazzarrone con Torres, combinazione lunga con Bamba che gli riserva la sfera al limite dell'area di rigore. Torres entra e fa partire un gran destro, il pallone termina in rete. 2-0 Mazzarrone. Rivediamo l'esecuzione balisticamente perfetta, non ci arriva il neoentrato Lussetti. Minuto 57, la Messana sbanda, è un momento di blackout, un momento complicato per gli ospiti. Puglisi trova il varco centrale per Bamba che davanti a Lussetti cerca il tocco sotto ma il portiere gli nega il possibile tris. Minuto 58, si aggrava la situazione per i peloritani, il cross di Vianna agevolato e come dal vento mette in difficoltà Lussetti, la palla rimane lì, un regalo troppo grande per Bamba che deve soltanto spingere in rete, il colpo che sembra quello delle KO. 3-0 Mazzarrone al Pietro Anastasi. Minuto 64, la Messana trova comunque un varco per spingere con Fragapane che dalla sinistra entra in area di rigore, c'è una deviazione abbastanza netta e la sfera termina in rete. 3-1, la Messana si ritrova sul -2 ma la partita rimane molto complicata. Entra Sottile, 85°, il pallone viene allontanato dalla difesa, Rizzo ci prova dalla distanza, il portiere la lascia lì, la sfera impatta sulla traversa e arriva Sasha Giorgetti che trova il gol del 3-2 che ridisegna un clamoroso scenario in questo finale di partita. Ancora Messana quando siamo al 90°, il pallone di Rizzo messo per Genovese in area di rigore, la sterzata cerca il destro, sfera di un niente oltre la traversa ma al 94° l'occasione è anche più grande, capita sulla testa di Sottile, il pallone disegnato ancora da Rizzo, il colpo di testa del classe 2007 termina sul fondo, aumentano i rimpianti per la Messana che perde uno scontro diretto importante alla Pietro Anastasi. Infatti si impone il Mazzarrone 3-2. Prossima settimana ancora un incrocio decisivo, quello che a Visconti vedrà la formazione di mister Cosimini affrontare la Teledio Catania Via Grande. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Battute finali della nostra trasmissione, 30 secondi li dobbiamo dedicare comunque a questa Messana che proprio domenica ha l'ultima forse chance per cercare di agguantare in maniera definitiva i playoff, giocherà in casa contro l'Atletico Catania 94 Via Grande e lì probabilmente si deciderà il percorso della squadra messinese che in questa parte finale abbiamo detto ha notevolmente deluso. Sì, partita forte, ha fatto bene il girone d'andata, poi hanno avuto un calo, hanno cambiato allenatore, sì. il cambiamento non è servito. Dai risultati non è servito, poi hanno richiamato di nuovo l'allenatore, giustamente sono un po' indietro, però domenica... Vanno in tilt i giocatori, sì, dai, domenica si giocano un pezzo secondo me della stagione sì. Beh, vedremo quello che succederà a Messina su questo scontro. Siamo ai saluti, voglio ringraziare l'allenatore vincente di questo Licata 2025-2026 che ha trionfato nel girone A del campionato di eccellenza. Complimenti, so che insomma state incominciando a pensare alla prossima stagione, anche se ancora non avete scritto nulla. No, intanto grazie per i complimenti che ovviamente vanno condivisi con il gruppo squadra, staff, società e pubblico che ci è stato sempre vicino, gli ultra che non ci hanno fatto mai mancare la loro presenza.
Ovviamente abbiamo deciso anche con la società di pensare solo al finale di stagione, anche perché vogliamo onorarlo nel miglior modo possibile. Ci sarà questa Supercoppa, poi c'è questa Supercoppa dei 2 gironi che vogliamo, ripeto, onorarla, e poi da lì vediamo quello che succede. Io sono stato e sono contento di allenare questa maglia, questi colori, mi hanno dato tanto. È vero. Per un allenatore sedersi in questa panchina dove si sono seduti anche tantissimi grandi allenatori è qualcosa di importante e soprattutto orgoglioso. E volendo sei soltanto all'inizio del tuo percorso professionale calcistico, dai. È 6 anni che alleno, quindi ne hai già vinti di campionati. 6 anni sono pochissimi. No, sono pochi, sono giusti. Sono pochi, abbiamo vinto, però ripeto, io per come sono fatto di mentalità già ho dimenticato quello che abbiamo vinto, perché voglio guardo sempre avanti. Perfetto, allora un in bocca al lupo per tutto il proseguo finale di questa stagione. Viva il lupo e grazie per l'invito. Grazie dunque a Lillo Bonfatto, allenatore del Licata, ospite nella puntata odierna di Penalty, che si chiude qui. Vi ricordo che domani a partire dalle 21 saremo in onda sempre su TVM Palermo per parlare di promozione di prima categoria. Sono partiti i playoff proprio in prima categoria, mentre invece ormai in promozione siamo veramente in dirittura d'arrivo, c'è già qualche verdetto su tutto il calcio Santa Venerina. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani. Vi ricordo che questa puntata questa sera in replica alle 19:20 sul canale 15 di 7 Gold.